Adesso sono le 5 più o meno, abbiamo finito di vendemmiare. Ciao ragazzi, non è ancora ora di partire. Allora abbiamo ricominciato la vendemmia. Adesso stiamo vendemmiando la prima uva del Bardolino e la stiamo mettendo su questo carro. Allora in questo video, quando il carro sarà pieno, questa sera verso le 5:30, adesso sono le 1:30, vi porterò con me alla cantina dove andiamo a consegnare l'uva. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a vendemmiare. Allora stiamo raccogliendo la varietà Barbera, è maturata prima e quindi è da raccogliere e successivamente faremo anche le altre parti. Allora adesso iniziamo a vendemmiare, prima i guanti e dopo forbici. Allora questa sera appunto vi porto con me a consegnare l'uva. Giulio! Che poco caldo mettere un peccato. Bene ragazzi, allora io adesso vado a vendemmiare e non posso tenere ancora con me la GoPro perché faccio un po' fatica a fare entrambe le cose. Allora ci vediamo questa sera verso le 5, un po' prima, che andiamo a consegnare l'uva, quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo pronti per andare a consegnare l'uva in cantina. Allora vi spiego, in pratica io seguo il trattore con il motorino e il trattore appunto sta davanti, si sta girando. Adesso sono le 5 più o meno, abbiamo finito di vendemmiare, siamo pronti per andare a consegnare l'uva in cantina. Vedete, viene messo qui sopra, così appunto viene pesato. Adesso stiamo aspettando
aspettando che questa uva qua, che era del signore che è venuto prima a scaricarla, vada un po' in dentro, perché altrimenti non ci sta la nostra. Adesso proviamo il grado. Vola piano. Vola, vola. Vengola. Vedete, adesso pian piano alza il carro e la svuota tutta quella che c'è dentro. Il runner non delude mai. Bene ragazzi, allora io sono tornato a casa, adesso sto aspettando che torni anche il padre, che appunto col trattore ci mette un po' di più. Eccolo, eccolo, eccolo. Bene ragazzi, allora il telo è vuoto, l'uva è consegnata e anche per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.